sportisili e amici di Localcio, buonasera e ben ritrovati all'episodio numero 7 della stagione di Localcio in casa Sportisili, Localcio nella sua versione estesa. Qualche minutino di ritardo, ci vogliate perdonare per questo piccolo ritardo, qualche piccolo problema tecnico e naturalmente ci auguriamo che non si ripeta nel corso della trasmissione. Ultimo appuntamento del mese di ottobre per quanto riguarda il nostro appuntamento con il calcio dilettantistico, che come di consueto si aprirà con la Serie D. Purtroppo non abbiamo l'ospite questa sera, un contrattempo ha tenuto out, ha tenuto fuori gioco Francesco Marracutrupi, direttore generale del Città di Sant'Agata, ma ovviamente con me c'è Salvo Geraci in regia, che saluto e ringrazio, al quale chiedo di mostrare subito la classifica del girone I di Serie D, che possiamo vedere in sovraimpressione, perché è cambiato di nuovo tutto fondamentalmente rispetto a neanche 4 giorni fa, quando si è giocato il turno infrasettimanale. Adesso non c'è più una capolista, ma ce ne sono addirittura due. Stiamo parlando del tandem composto da Scafatese e Vibonese, la strana coppia al comando. Ne abbiamo parlato tra l'altro proprio la scorsa settimana di quella che poteva essere l'impatto della Vibonese. Abbiamo parlato con Pietro Infantino, mister della Castrum Favara, squadra che ha vinto ieri. Dalla classifica che vediamo c'è proprio questa scollatura, questa prima scollatura con Scafatese e Vibonese a 20 punti, Regina e Siracusa a 19, Locri e Sambiase a 13, già 6 punti di distacco dal terzo posto per questo tandem. Castrum Favari, Gia Virtus, Paternò ed Enna 12 punti, Sant'Agata e Pompei 10 punti, Nissa, San Cataldese 9 punti, Ragusa, Licata e Acireale a 8 punti, con l'Acragas tristemente all'ultimo posto con 5 punti in classifica. Salvo, andiamo subito con il primo contributo, è quello di un derby, il derby del Valentino Mazzola di San Cataldo, dove è arrivato solo un pareggio, il primo della stagione, per il Siracusa di Marco Turati contro un Arcigna San Cataldese che è riuscita a tenere il punto. La squadra di mister Orazio Pidatella, con le immagini provenienti dalla pagina ufficiale della San Cataldese. Andiamo a vedere cosa è successo ieri tra San Cataldese e Siracusa. La San Cataldese, sulle ali dell'entusiasmo, è a caccia di una striscia positiva. Il Siracusa invece non vuole perdere la testa del girone I guadagnata nel turno infrasettimanale. Benvenuti a San Cataldese Siracusa, gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie D girone I. Assenze importanti per mister Pidatella, che deve ancora fare a meno degli infortunati Tedesco e Paladini, e schiera in avanti Montaperto a supporto di Catania e Abercorn. Siracusa invece con il tridente formato da Di Paolo, Convitto e Maggio. Il direttore di gara è il signor Martini di Valdarno e gli assistenti sono il signor La Regina di Battipaglia e il signor Crostella della sezione di Foligno. Con le immagini della prima frazione andiamo al minuto 10, quando il Siracusa prova ad andare verso la porta con Baldan sul calcio di punizione, con Dolenti che blocca in 2 tempi. Al 38esimo invece la San Cataldese che si fa vedere con Ecegoyen che raccoglie una deviazione della difesa, poi calcia col destro e trova la deviazione in angolo di Iovino. Sull'azione immediatamente successiva e ancora il centrocampista argentino che raccoglie palla a destra e prova la conclusione, che trova però solamente la rete esterna. Un minuto più tardi ancora San Cataldese con la buona azione di Sottile a recuperare palle, a servire subito Montaperto che si invola e prova a calciare col sinistro, non trovando però lo specchio della porta. Sarà l'ultima azione pericolosa della prima frazione che al duplice fischio del direttore di gara dirà San Cataldese 0, Siracusa 0. Con le immagini adesso andiamo alle azioni del secondo tempo. Prima occasione targata San Cataldese con Cappello che prova di testa su calcio d'angolo, non trova però la porta.
Occasionissima Siracusa all'11° con Candiano che prova dal limite, ma la gran parata di Dolenti gli nega la gioia del gol. Il Siracusa prova il forcing senza trovare però la via del gol nel finale. L'ultima occasione è targata a Sarau che però non trova lo specchio della porta. È l'ultima occasione di questa partita. Al triplice fischio esultano i tifosi della San Cataldese, invece contestano aspramente la loro squadra, i tifosi ospiti. Rientriamo dopo aver visto le immagini dello 0-0 tra San Cataldese e Ragusa, 1-0 che di fatto accontenta forse più i padroni di casa che avevano bisogno di fare punti. È chiaro che quando si gioca in casa l'obiettivo è sempre quello di vincere, è sempre quello di portare a casa la posta in palio. Il Siracusa però sicuramente può essere la squadra meno felice tra le due, soprattutto per quello che era nelle previsioni, ovvero sia quello di provare a vincere, e se il Siracusa avesse vinto, tra altre cose, sarebbe in testa da solo. Così non è accaduto, come abbiamo detto. C'è una coppia in testa alla classifica del girone I di Serie D ed è la coppia composta dalla Scafatese, che dunque dopo una settimana di interregno torna al comando della graduatoria, e della Vibonese, di cui si parla sempre troppo poco a mio parere, che è una squadra di esperienza. Tra altre cose il presidente Caffo, dopo l'iniziale disimpegno, è tornato alla carica più che mai, e tra altre cose, come avete potuto vedere anche sui social, voi appassionati del massimo torneo dilettantistico nazionale, i tifosi gli hanno addirittura chiesto l'Europa. Ovviamente si scherza, penso che i tifosi della Vibonese basti andare in Serie D. Prima di andare a vedere il prossimo contributo, che è quello relativo al derby del fondo della classifica tra Acireale e Akragas, andiamo a vedere i risultati della nona giornata. Castrum Favara Locri 2-0, Acireale Akragas 1-0, Enna Licata 2-1, Ragusa San Biase 0-1, Regina Paternò 3-0, Scafatese Pompei 3-1, Città di Sant'Agata Vibonese 1-2, e poi due pareggi per 0-0. Uno l'abbiamo visto, quello tra San Cataldese e Siracusa, e quello tra Nuova Igea Virtus e Nissa, con un altro messaggio particolarmente carico da parte del presidente Luca Giovannone al termine della partita. La classifica l'abbiamo vista, poi al rientro in studio, dopo le immagini della partita che, visto per l'appunto quella che stiamo per mandare, ovvero la vittoria della Ciriale sull'Acragas, scusate per l'indecisione, andremo a vedere anche il prossimo turno, ma prima appunto dallo stadio che ospita le gare della Cireale, Acireale 1, Acragas 0 e Granata che staccano il gigante che rimane da solo all'ultimo posto. Vediamo. E questa è la formazione della Cireale. Con la maglia numero 1 Alfonso Zizzania, con la maglia numero 3 Francesco Rovio, con la maglia numero 4 Adria e Giuseppe Piccolo della sezione di Vibo Valencia. Amici sportivi, ancora una volta, forza a Cireale!
visto la vittoria della Cireale contro l'Akragas sempre più in difficoltà. Alla fine della partita anche un comunicato del presidente Giuseppe Deni che ha annunciato il ricorso a nuovi acquisti. Del resto alla fine del prossimo mese entreremo in dicembre, mese caldissimo proverbialmente per quanto riguarda le trattative. Riapre il mercato, riapre con tante squadre che vorranno effettuare delle vere e proprie rivoluzioni laddove è possibile. Lo vedremo anche per quanto riguarda il calcio regionale, con l'eccellenza, con la promozione. Tra l'altro, tra qualche minuto, la seconda parte di Localcio, quella dedicata appunto a eccellenza, promozione e quant'altro, con in studio ovviamente con me Salvatore Orifici e il tecnico della Polisportiva Laschere e Cefalù, Giuseppe Vigneri. Ma prima completiamo il discorso sulla Serie D perché, appunto ho detto Akragas che sicuramente dovrà risolvere la questione relativa a quella che è una vera e propria un vero e proprio scontro interno, scontro intestino tra Lillo Bonfatto e il capitano Desiderio Garufo, lasciato fuori per scelta tecnica nelle ultime partite. Staremo a vedere naturalmente se ci sarà la possibilità di rivedere in campo, chissà, il capitano, che è uno particolarmente legato ai colori e alle sorti dell'Akragas. Ma intanto nel weekend che darà il via al mese di novembre, il weekend della 10ª giornata del campionato di Serie D Girone I, si entrerà in doppia cifra, 10ª giornata del campionato, si gioca tutto domenica a cavallo tra le 14:30 e le 15, quindi andrò a leggere il programma con intanto le gare in programma alle 14:30: Pompei Castronfavara, Licata Acireale, Locri San Cataldese, Nissa Scafatese, Paternò Città di Sant'Agata, San Biase Nuova Igea Virtus e Vibonese Ragusa. Quindi impegni per le due siciliane contro le due capolista, quindi la Nissa riceve la Scafatese, il Ragusa va a Vibo Valencia contro la squadra del tecnico Facciolo. Invece alle 15 Akragas Regina, quindi quasi un testacoda, e Siracusa Enna, partita anch'essa molto interessante. Ma prima di congedarci andiamo idealmente allo stadio Broccoleri di Favara, perché la Castron Favara conferma l'ottimo momento di forma, terzo risultato utile consecutivo, 5 punti in 7 giorni per la squadra di Infantino, che ha sconfitto per 2-0 il Locri grazie ad una doppietta di quello che è stato ribattezzato dai tifosi giallo-blu Col Palma, in riferimento al giocatore del Chelsea. Vediamo la doppietta di Palma, la vittoria del Castron Favara contro il Locri e poi torniamo per le conclusioni finali. Torna a casa il Castrum Favara che davanti al proprio pubblico affronta il Locri, una partita fondamentale per dare seguito alle speranze di salvezza per la formazione giallo-blu allenata da mister Pietro Infantino, uscita indenne dal turno infrasettimanale contro un'altra calabrese, ovverosia il San Biase. Si gioca in una giornata quasi primaverile allo stadio Broccoleri di Favara, di fronte a due squadre desiderose di mettere in cascina punti per proseguire la propria caccia ad un posto un po' più tranquillo per il prosieguo della stagione. Con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano entriamo nel vivo di questa partita, che parte subito con un calcio di punizione in favore del Favara. Conclusione da parte di Vaccaro, smanacciata fuori dal portiere Donini. Insiste la formazione in maglia blu con inserti gialli con questo calcio d'angolo e l'anticipo da parte di Romano ai danni di Tavella, che era assestato sul secondo palo. Insiste però la squadra di Infantino con questo cross dalla sinistra, il colpo di testa e la palla che si perde fuori, non indirizzata bene. Ma occhio a questa ripartenza spinta da Deiana Testoni, che ha scontato la squalifica inflitta contro la Nissa. Conclusione dal limite di destro, bloccata a terra da Federico Donini. Insiste ancora con Baione, il Castrum Favara, poi conclusione mancina da parte di Francesco Vaccaro, bloccata ancora a terra dal numero 1 della formazione calabrese, che poi si spinge in avanti in una delle prime sortite offensive dall'inizio della partita. Non arriva su questo traversone Pantano e sfera che si perde fuori. Altro corner
per i padroni di casa, questa volta palla che balla al centro, non riesce a drizzarla verso la porta Mattia Palma. Occhio però a questo calcio di punizione per il Locri, conclusione mancina da parte di La Rosa, sorvola non di molto la traversa e poi altro piazzato, questa volta scodellato al centro dell'area di rigore, in qualche modo prova ad intervenire la difesa, infine calcia fuori Giordano Pantano, ma occhio a questa azione insistita del Castrum Favara con Mudasiru che arma il cross per la testa di Mattia Palma. Non si vuole fermare il centravanti del Castrum Favara che coglie il gol dell'1-0 in favore dei gialloblu. L'abbraccio davanti alla panchina, l'abbraccio con Pietro Infantino e tutti i compagni, il momento migliore, il 42esimo del primo tempo per sbloccare il risultato. Poi nella ripresa si apre subito con un sussulto, segna ancora Palma, ma il direttore di gara, il signor Copelli di Mantova, ferma tutto, fuori gioco del numero 9 del Castrum Favara. Allora prova a prendere coraggio il Locri con questa giocata da parte di Leveque, poi il dribbling tentato dal nuovo entrato Gualtieri, alla fine non riesce a calciare la formazione Amaranto, che poi si deve difendere da il tentativo col mancino da parte di Calogero Lapiana, pallone fuori. L'azione successiva però, altra fuga sulla destra, questa volta Ideana Testonic, calibra il cross ancora per Palma, questa volta è buono il colpo di testa simile a quello del primo tempo, poi aeroplanino alla Vincenzo Montella per il numero 9 del Castrum Favara che raddoppia a metà ripresa, altro abbraccio con i compagni e poi partita quasi messa in ghiaccio dal Castrum Favara, che però insiste ancora con Palma, che si sente insuperabile in questo caso lo è Donini, si dispera Palma perché l'opportunità era davvero ghiotta, prova a rispondere il Locri con questa azione manovrata, conclusione in qualche modo respinta da Scuffia, poi allontana la difesa sul tentativo ancora di Gualtieri, poi esce, si prende la standing ovation Mattia Palma che lascia il posto a Ouattara, l'abbraccio anche con Pietro Infantino per l'ombre del partito di questo Castrum Favara Locri, poi insiste la formazione calabrese che guadagna a un minuto dalla fine un calcio di rigore poco protestato dalla formazione di casa e allora il tentativo dagli 11 metri con la rincorsella, conclusione respinta da parte di Scuffia, il tentativo di La Rosa mantiene la porta inviolata, il portierone e capitano del Castrum Favara, perché poco dopo arriveranno i 3 fischi da parte del signor Copelli, vince il Castrum Favara che dunque porta a casa altri 3 punti, seconda vittoria interna della stagione per la squadra di Pietro Infantino, che può sicuramente essere contento, sorridente e soddisfatto. E con queste immagini chiudiamo, da Sportisile è tutto, alla prossima. E dunque, Palma segna, scuffia, para il suo calcio di rigore, il Castro Favara continua a vincere, risultato ulteriormente alla classifica, praticamente a un punto dal quinto posto, inaspettato in un certo senso all'inizio della stagione, considerando anche che le prime 2 partite hanno portato un pareggio e una sconfitta per la squadra di Pietro Infantino, che ha saputo risalire la china. Chiedo a Fabio Gerardi per chiudere questa parte dedicata alla Serie D di mostrare la classifica per l'ultima volta, in modo tale da poterci salutare appunto con la classifica che vede per l'ennesima volta Cavatese di Bonese al comando con 20 punti all'attivo, 19 sono quelli di Regina e Siracusa, 13 quelli di Locri e San Biagio, 12 quelli di Castrum Favara, Ischia, Virtus e Paternò, insieme a Lenna, 10 punti per Sant'Agata e Pompei, 9 punti per Nice San Carlo, 8 punti per Ragusa, Licata e Acireale, a 5 punti chiude la gara. Non mi resta che congedarmi con gli appassionati di Serie D che ci hanno seguito, sono stati tanti anche in questo appuntamento, naturalmente vi daremo ragguagli su quello che sarà il prossimo appuntamento targato locale, ne parleremo anche più avanti con la presenza di Salvolitici in studio, naturalmente con noi anche Giuseppe Miniera, allenatore della Polisportiva Lascia di Cefalù. Intanto vi concedo, per quanto riguarda la prima parte di locale, invito a restare con noi qualche minutino di break, il tempo di settare lo studio per l'ingresso di Salvolitici alla conduzione e di Giuseppe Minieri qui dove sono tenuto io. A tra poco.
Calcio torna in diretta qui su Sportisili, lo facciamo parlando chiaramente di quelli che sono stati gli eventi di questo weekend di eccellenza e promozione. Lo facciamo ancora una volta con un ospite, questa volta andiamo in eccellenza girone A, un ospite, un allenatore emergente al suo secondo anno sulla panchina di una squadra di eccellenza, Peppe Vigneri. Buonasera Peppe. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, è un onore essere qui da voi. Allora, noi chiaramente quest'oggi, come abbiamo fatto anche nelle passate edizioni, diciamo, di Localcio, andiamo ad analizzare soprattutto quello che è la categoria del nostro ospite, lo facciamo parlando appunto della partita che ha giocato ieri l'Ascari Cefalù contro la capolista Athletic Palermo, capolista che si è confermata tale sia per quello che si è visto in campo, poi ne parleremo con te, abbiamo anche l'ausilio delle immagini grazie appunto a Sportisili, ma prima di parlare delle immagini e chiaramente poi andare a parlare con Francesco che è rimasto con noi dopo l'escursus con la Serie D, Giuseppe, che partita è stata? Avete perso 2-0, insomma un risultato che diciamo, non era auspicabile, ma ci può anche stare vista la caratura tecnica della squadra che avete affrontato. Raccontaci più o meno la partita e poi andiamo anche a vedere le immagini. Sì, Salvo, hai detto bene, la capolista ha dimostrato di essere capolista non per caso, è stata una partita molto complicata, sinceramente una partita prettamente difensiva. Abbiamo provato a resistere e a colpire in contropiede quando possibile, anche se molto sinceramente nel primo tempo insomma, non abbiamo avuto sortite offensive. Mi dispiace il fatto che poi insomma, i 2 gol siano arrivati dai classici episodi anche sfortunati, perché in occasione del primo Crisafulli ha avuto una mezza indecisione, ha lasciato una palla lì e Matera l'ha messa dentro a porta vuota. In occasione del secondo avevamo palla noi, c'è stata una sorta di qui pro quo tra i 2 difensori centrali e poi insomma l'under avversario ha segnato il gol della domenica, che però ha nelle corde, quindi ci mancherebbe. Quindi dicevo, poi nel secondo tempo abbiamo provato in qualche modo a restare in partita intanto, quindi a non capitolare del tutto e a riaprirla il prima possibile. Abbiamo avuto un paio di occasioni, però insomma l'Athletic ha strameritato la vittoria e io sono convinto che l'Athletic quest'anno davvero riuscirà a raggiungere l'obiettivo della Serie D. Ecco, io non mi ero reso conto che Francesco avesse il suo microfono, infatti non ti ho dato la parola perché non volevo passarti attraverso Peppe, invece i potenti mezzi di Sportisili... uomo di poca fede, esatto, uomo di poca fede. Mezzi che ci consente di sfruttare il nostro Salvo Geraci che è sempre lì in cabina di regia pronto a aiutarci. Francesco, non so se tu hai una curiosità o comunque sia vuoi lanciare direttamente gli highlights per capire quello che è stato il Guarda, match. io andrei direttamente alle immagini, anche perché poi con Giuseppe io mi andrei a soffermare, visto che lui ha affrontato l'Athletic ieri, se non sbaglio ha affrontato anche il Gela. Esatto. Domenica prossima c'è Gela Athletic. Io direi poi magari di focalizzarci, ovviamente poi affrontando poi la questione Lascari in maniera più approfondita. Tra l'altro lui c'ha anche il piano, quindi l'hai anche fatto il Misil Meri, Coppa e Campionato, quindi te le sei passate tutte. Comunque dai, vediamo le immagini fornite dall'ufficio stampa dell'Athletic Club Palermo e poi torniamo a commentarle insieme. Dopo il pareggio al fotofinish grazie al gol di Giuliano contro l'Unitas Sciacca, l'Athletic Club Palermo vuole tornare alla vittoria nella 7ª giornata del girone A del campionato di eccellenza e lo vuole fare facendo valere la legge del Favazza. 2 ritorni importantissimi nella formazione nero-rosa, ci sono Spinola in attacco e Micoli che parte dalla panchina. Nei primi minuti del primo tempo l'Athletic Club Palermo perde Di Gaudio per infortunio, entra Matera in sostituzione ed è proprio il numero 17 a trovare la via della rete sulla conclusione di Spinola, deviata da Crisafulli e vale l'1-0. Nero-rosa che schiacciano il Lascari Cefalù alla ricerca del gol del 2-0, questo arriva sui piedi di Bongiovanni che con un destro fantastico mette sotto il set di Crisafulli il gol che vale il +2, esecuzione meravigliosa della mezzala nero-rosa che va a esultare
Ultima giocata del primo tempo, la seconda frazione si apre con il destro di Spinola a giro che colpisce il palo e poi Esposito non riesce a depositare il pallone in rete, formazione di mister Filippo Raciti alla ricerca del gol del 3-0, l'occasione arriva su calcio di punizione, Valenza colpisce la barriera, o meglio la mano di un giocatore della barriera, il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la squadra di casa. Sul punto di battuta si presenta il 10 Spinola che con il destro la angola, ma Crisafulli è lesto e la leva dalla porta. Azione di casa che però non si scoraggia alla ricerca del gol del 3-0, l'occasione arriva sulla testa di Matera che trova la traversa, gioia strozzata in gola per il numero 17. Nel finale l'ultima occasione capita a Mazzotta che riceve il pallone al limite dell'area, scambia con Spinola, il suo destro si infrange sui guantoni di Crisafulli. Vittoria che adesso vale 17 punti in classifica e primato a +2 dal Gela. Ci siamo, torniamo in diretta dopo aver visto questo 2-0 targato Athletic Palermo, una partita che, insomma, sai mister, io non so se anche tu la pensi così, quando uno fa una sorta di scaletta mentale, dice qui posso prendere punti, qui non posso prendere punti, qui si può fare, qui non si può fare, io non penso che nella tua tabella c'era scritto un +3 a Terrasini o un +1, diciamo che è una sconfitta che ci può stare, non è bello perdere mai, però diciamo che insomma, piangi con un occhio. Sì, ma sicuramente in un'ipotetica tabella di marcia, quando vai a Terrasini contro l'Atletic, anche per rispetto davvero nei confronti dell'avversario, sicuramente non metti punti. Però io anche dall'anno scorso ho imparato che poi queste tabelle, ma lo sapete anche voi, lasciano il tempo che trovano, perché molto spesso non prendi punti quando pensi di poterli prendere e poi invece magari ne vai a prendere tanti anche in contesti dove pensavi che tanti gol avresti preso, quindi le tabelle di marcia credo che in un campionato come quello d'eccellenza siano davvero troppo aleatorie, per cui io già non ero abituato a farne prima, figuriamoci adesso che insomma sono in questo contesto, in questo mondo, perché significa fare i conti senza l'oste, quindi però è chiaro che la sconfitta di ieri è una sconfitta che ci sta, che noi dobbiamo metabolizzare senza problemi. Dobbiamo soltanto imparare da queste partite, crescere anche in mentalità e sapere che tutto quello che di buono riusciamo a fare contro queste avversarie, poi sicuramente contro avversari alla nostra portata ce lo ritroviamo. Ecco, io entro un pochettino, come accennavo prima di mandare le immagini, entro nello specifico di quelle che sono state le due contendenti, due squadre che ha affrontato e che si affronteranno domenica in una partita epocale, uno scontro epocale, la guerra tra titani verrebbe da dire. Athletic Club Palermo e Gela si gioca al Vincenzo Presti domenica, tu le affrontate forse anche in momenti diversi, entrambe in trasferta le affrontate. Se non erro tu hai affrontato il primo Gela senza Pensabene, se non ricordo male, e hai affrontato invece l'Athletic già ben rodato, ben assestato, con i pezzi da 90 già arrivati da qualche settimana. Ti chiedo, così su due piedi, chi ti ha impressionato di più nei 90 minuti che hanno giocato contro il Lascari e cosa ti aspetti da questa partita, considerando che tra l'altro l'Athletic parte con quei 2 punticini di vantaggio che magari nello scontro diretto possono anche portare, chissà, anche a gestire, a non rischiare meno dell'avversario. Allora Francesco, diciamo che paradossalmente, anche se il punteggio dice diversamente, mi ha impressionato di più l'Athletic, perché malgrado appunto il 6-0 che ci ha rifilato il Gela alla seconda giornata, noi a Gela siamo riusciti a creare diverse occasioni da gol, anche nitide, anche un paio abbastanza pulite, riuscivamo comunque a calciare in porta, siamo riusciti ad avere un po' più di diciamo presenza nell'ultimo campo. Mentre invece sinceramente ieri con l'Athletic non ho mai avuto la sensazione, devo essere onesto, che noi potessimo più di tanto far male agli avversari, perché è una squadra solida, completa,
piena di soluzioni e di alternative. Loro hanno questa capacità di giocare sul lungo, sul corto, di cambiare il gioco davvero in millesimi di secondo, in decimi di secondo, perché scaricano e vanno dall'altra parte con una velocità davvero per la quale è difficile riuscire a stare dietro. Per quanto puoi preparare bene la partita, quando c'è un tale livello tecnico e strategico e tattico, poi è complicata comunque se non hai anche tu quel livello, se non disponi di quel livello. Per cui tra le due sinceramente dico l'Athletic. La partita di domenica è chiaro che in virtù del fattore campo si equilibra moltissimo, perché per quanto io veda l'Athletic sicuramente avanti, andare a giocare a Gela è complicato per tanti motivi e lo sarà anche per l'Athletic, ma ecco, mi voglio sbilanciare in un pronostico. Secondo me l'Athletic a Gela non perderà. E questo è un bel pronostico, quindi è un bel X2, ma intanto, visto che abbiamo parlato tantissimo di Gela, se non ricordo male, ci sono gli highlights di questo bel successo targato Gela, quindi andiamoci a vedere la vittoria della squadra di Mister Cacciola. Una partita fondamentale per entrambe le squadre. Da una parte c'è chi vuole dare la caccia al primato, dall'altra c'è chi vuole mettere fieno in cascina per una salvezza tutta da conquistare. Amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Cammuca dallo stadio Roberto Sorrentino di Trapani. Questa è Accademia Trapani Gela, round numero 7 del campionato di eccellenza Girone A. Ancora sfera buona per l'Accademia, colpo di testa da parte di Zappalà, poi controlla al limite Campanella, tocco per Tempesta che mancina e vuol provare, conclusione fuori, non di molto, prima occasione del match. Ai 20 metri, palla per Arcidiacono che può puntare, Arcidiacono converge, ancora Arcidiacono, palla per Maidana che può calibrare il cross, lo fa sul secondo palo, Prestia con la girata bloccata da Mistretta. Entrato da quando non arriva Arcidiacono che innesca la ripartenza, Arcidiacono fronte alla porta, Arcidiacono col tocco per Cocimano che è in area, Cocimano se la porta sul destro, poi salta Jargiù, l'uscita di Mistretta provvidenziale a negare il gol. C'è Campanella con Agnello, poi sulla tre quarti Tempesta, Daguanno e Bongiorno a sostegno di Norfo. Qui intanto attenzione alla palla per Tempesta, Valenti col primo intervento della sua partita, attacco ancora vivo per l'Accademia, colpo di testa a mettere fuori Zappalà, poi si può ripartire con l'angolo e se ne occupa Daguanno, pallone in mezzo, colpo di testa di Jargiù che per pochissimo manca la porta. Di dubbi sul tiratore ne abbiamo pochi, fischia l'arbitro, parte Cocimano verso la porta, il salvataggio sulla linea. Poi attacco ancora vivo, è stato Benivegna a salvare, il cross secondo palo, colpo di testa ma in fuorigioco Gambuzza. Fischia l'arbitro, infatti va Maidana, pallone che spiove, colpo di testa, vola Mistretta a salvare su Zappalà, calcio d'angolo. La rimessa per Cocimano che andrà forse ancora lungo, sì, verso l'area. Pallone che rimane lì, Arcidiacono, calcia, ma Mistretta c'è. Tutto il Gela negli ultimi 25 metri. Campanella propone in mezzo, Jargiù sul secondo palo. Questa volta la prende, ma non prende la porta. Bossa dalla bandierina, effetta uscire col suo destro, pallone che è in aria, Gambuzza di testa, la palla rimane lì! E c'è la rete di Cocimano che sblocca il risultato in favore del Gela. Serviva un episodio e alla fine l'episodio è arrivato, realizza Turi Cocimano, 1-0 per il Gela. Caronia cerca di accelerare contro Jargiù che in qualche modo lo ferma, però ancora Caronia col possesso, Caronia, tiro ribattuto, poi arriva Nicoletti dalla distanza, palla fuori, tutta di Maidana, Savasta, Caronia, Savasta, prova ad andare a mettere in mezzo il pallone, buca Benivegna, la palla diventa buona per Migliorisi, conclusione di Cocimano, blocca Mistretta per l'Accademia. E l'arbitro fischia 3 volte, è finita la partita, ha vinto il Gela che con i suoi giocatori di punta, in particolare con Cocimano, porta a casa 3 punti pesantissimi dal campo dell'Accademia Trapani, prestazione
pressoché perfetta per la squadra di Melillo, ma contro certe squadre non basta, bisogna fare quantomeno gol e non c'è riuscita. La squadra allenata da Melillo che esce comunque tra gli applausi. Rientriamo dopo la zampata di Cocimano, è esattamente quello che andiamo dicendo da quando abbiamo iniziato con Localcio. Per il momento al Gela manca la coralità, però mister, alla lunga se nelle partite difficili hai il fuoriclasse che ti risolve la partita con una zampata letteralmente in mezzo a 7 giocatori, la palla è riuscita a passare dal sinistro di Cocimano all'angolino, e allora anche il Gela, nonostante tanti problemi, può diventare una pretendente al titolo. Sì, no, ma il Gela sicuramente si giocherà il titolo fino alla fine, perché comunque è una squadra troppo forte per la categoria, noi appunto l'abbiamo affrontata, soprattutto insomma, nel reparto offensivo ha davvero una varietà di soluzioni e soprattutto un livello di talento che è troppo fuori categoria. Queste sono quelle partite che anche appunto se non riesci a sbloccarle con il gioco di squadra, con la coralità e col collettivo, puoi sempre trovare la zampata vincente. Loro ieri l'hanno trovata contro un'Accademia che comunque è una buona squadra, soprattutto da affrontare fuori casa, quindi è una vittoria importante che vale tanto, anche perché li tiene a 2 punti dall'Atletic, e quindi sempre comunque con l'Atletic nel mirino, e con questo scontro domenica prossima, visto che già lo hanno tanto pubblicizzato anche sui social, che sarà davvero caldissimo. Allora, chiedo a Salvo di farci vedere la classifica del girone di eccellenza, perché calza a pennello prima di andare a vedere chiaramente anche l'ultimo contributo video targato Sportisili, e anche andare ad analizzare la parte diciamo medio-bassa della classifica, parte che chiaramente purtroppo coinvolge anche il Lascari. Quindi prima vediamo la classifica che chiaramente vuole l'Athletic Palermo in testa, un attimo che la vediamo a video, perché insomma è l'unica squadra, l'Athletic Palermo, che ancora quest'anno, eccola qua, 17 punti, 2 in più rispetto a Gela e Don Carlo Misilmeri, perché il Piana, che era in testa alla classifica lunedì scorso, non solo ieri non ha vinto, ma ha anche perso, diciamo, comunque sia in stand-by la vittoria che ha fatto a Marineo in settimana, perché adesso quel punto, quei 3 punti non sono stati aggiunti alla squadra di Chinici, e quindi è scesa chiaramente giù in classifica, ma con una partita da recuperare, o meglio con poco più di mezzo tempo da... No, la giocano tutta, la giocano tutta. La giocano dall'inizio? Perché la richiesta del Marineo era di rigiocare dal minuto 51, esatto, ma senza considerare l'espulsione di Simone Marino. Invece il giudice sportivo, visto che Marino ha già scontato la squalifica di fatto e quindi non si può tornare indietro sul provvedimento dell'espulsione, si rigioca tutta la partita per l'errore tecnico dell'arbitro. Ok, con Marino o senza con Marino, perché con già l'ha Marino scontata. E quindi una partita realmente meno per il San Giorgio Piana, che è a 12 punti, quindi 17 Athletic, 15 Gela e Don Carlo, che adesso vedremo come ha vinto. Tra l'altro ha segnato ancora Cerniglio, che noi ci tiriamo i piedi ogni settimana, ma diventerà il capocannoniere di questa categoria, ne siamo certi e siamo pure contenti. Poi 15 punti il Duetto, 13 punti lo Sciacca, 12 punti il San Giorgio Piano, ma con una partita in meno. Tra l'altro San Giorgio Piana, che è la prossima avversaria di Mister Vigneri. 11 Castellammare, 10 San Vitolo Capo, così come la Parma, 8 punti per Castelbuono e Partini Caudace, 7 Accademia Trapani, 6 Folgore Castelvetrano, 5 Marsala e Oratorio Marineo, anche l'Oratorio Marineo chiaramente con una partita da recuperare, e poi Casteldaccia e Lascari Cefalù a quota 4. Quindi prima di andare a vedere il Misilmeri e prima di chiudere la parentesi legata all'eccellenza, ti volevo chiedere, mister, 2 domande. Uno, innanzitutto, parti da questa e poi ti chiedo del Misilmeri. Zona calda della classifica, quindi partiamo dall'Ascari Cefalù e Casaccia fino a salire. Diciamo, chi vedi come squadre che alla fine secondo te si giocheranno la permanenza della categoria? Dico, solitamente lo diciamo ormai da diverse settimane, c'è sempre qualche squadra materasso che ogni anno
vuoi o non vuoi è destinata quantomeno a fare una brutta fine. Invece quest'anno li vediamo molto più equilibrate, comunque sia non c'è una squadra classica Matarasso. Ti volevo chiedere, tra quelle che possono lottare per la salvezza, chi vedi, diciamo, in pericolo? E poi ti chiedo del Misilmeri, che prima di andarla a vedere in video, cosa ne pensi della squadra di Mister Napoli? Ma sai Salvo, per rispondere alla tua prima domanda, è un po' complicato per me, intanto perché ho il conflitto di interesse, nel senso che comunque essendo direttamente coinvolto mi viene difficile non dirti che noi secondo me riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Perché per come vedo lavorare la squadra e per diciamo tutto quello che ci è successo finora, dubito che non riusciremo a venire fuori alla lunga, anche quando magari il calendario, ecco, ci lascerà un po' più in pace. Poi se devo fare un altro nome io dico il Casteldaccia, perché a mio avviso il Casteldaccia innanzitutto sul campo ha già un punto in più rispetto a quello che comunque dice la classifica, perché il punto col Gela lo aveva conseguito e le è stato tolto in maniera, cioè, insomma, negli uffici, diciamo, a tavolino, quindi comunque avrebbe un punto in più. E poi per quello che ho visto esprimere alla squadra di Mister Tarantino, io non credo che il Casteldaccia rimanga lì giù a lungo. L'anno scorso dissi la stessa cosa del Geraci. Il Casteldaccia noi abbiamo vinto con loro, ma sinceramente ho visto un'ottima squadra con una identità e con anche 3-4 individualità importanti. L'ho rivista anche poi col Misilmeri, una partita che nel risultato poteva sembrare a senso unico, ma in realtà il Casteldaccia sia sullo 0-0 che sull'1-0 è stata una squadra che era la squadra tra le due che meritava probabilmente di essere in vantaggio, quindi dico noi e dico il Casteldaccia. Voglio essere davvero ottimista pensando a noi, perché credo che abbiamo tutte le carte in regola per riuscire da qui alle prossime 5-6 partite a totalizzare quei punti che ti facciano girare, ecco, al girone d'andata, se non altro a ridosso, ecco, dell'ultimo posto play-out, e poi provare nel girone di ritorno a tirarci fuori in maniera definitiva. Tra l'altro menzione la devo fare per forza a Castellaccia, perché altrimenti mi massacra. Intanto saluto, buonasera, evviva, vi sento bene, vi vedo su YouTube, orgoglioso di voi. Mauro Cagliano, che è un nostro grande tifoso e anche, diciamo, critico delle cose positive e negative, era preoccupato dell'audio, adesso è tutto ok. Buonasera ragazzi, ciao direttore Rifice, Enzuccio Palmeri, amico di Localcio, ciao Enzo, un saluto a voi, in particolare al mister e al grande Salvo Rifice, Gabriele Mazzamuto, che diciamo tu conosci, ha cercato, lo possiamo dire, ha cercato di portare all'Ascari anche questa, no, ma Gabriele, da persona diciamo molto intelligente e seria, per un problema fisico ha preferito non andare da nessuna parte, perché prima si deve curare, anzi si va addirittura a operare al ginocchio e poi deciderà dove andare. Mario Barbarotto, buona serata a tutti da Calteni 7 e complimenti per la bella trasmissione e per darci la possibilità di seguire le squadre della nostra amata Sicilia. Forzanista sempre, chiaramente è legato soprattutto al tuo spazio Serie D che hai iniziato alle 20:30. Quindi stavo dicendo a Casaccia che ieri è stata la prima squadra ad aver segnato un gol al Piana, che fino a quel momento, fino al rigore di Sferruzzo, non aveva mai subito gol in stagione. Parliamo di campionato, perché poi in Coppa l'aveva subito l'Atletic Palermo. Casaccia che addirittura si è trovato 2-0 sopra, poi un secondo tempo totalmente diverso rispetto al primo ha permesso al Piana di pareggiare l'incontro e addirittura rischiare pure di vincerla, nonostante il Casaccia poteva pure fare il terzo gol da un momento all'altro con Sferruzza. Ne parlavamo poco, anzi versione Hulk, non lo so, era impressionante. Sferruzza che anche lì per chiudere il discorso mercato hai provato a portarlo quest'anno all'Ascari. Sì, hai citato due giocatori, insomma, intanto ricambio saluti a Gabriele. Sì, sono stati due calciatori che abbiamo cercato, insomma, è anche una cosa abbastanza risaputa, quindi nulla appunto di nascosto. Però Gabriele è stato molto serio, già dalla prima interlocuzione, insomma, mi aveva anticipato di questa problematica, poi mi ha detto che, insomma, era una problematica appunto che lo avrebbe tenuto distante dai campi per un bel po', e quindi, insomma, si è fermata. Mentre con Sferruzza, con Giovanni, insomma, avevamo parlato quest'estate, però lui anche lì ha mostrato tanta serietà, perché
aveva già un impegno con il Casteldaccio e quindi lo ha giustamente voluto onorare. È un calciatore che gode della mia totale stima perché è un giocatore totale, è uno di quei calciatori che gioca per la squadra, con la squadra a tutto campo e a tutto tempo, quindi davvero fa la fortuna degli allenatori. Io l'avrei voluto, però insomma veramente mi fa piacere per lui personalmente perché sta facendo molto bene. E quindi allora, come abbiamo pronunciato Salvo, trasferiamoci idealmente al Giovanni Aloisio di Misilmeri per commentare la 6ª vittoria consecutiva tra campionato e coppa della Don Carlo Misilmeri, un bel 4-0 al Partinico Dace. Amici di Sportisili, un buon pomeriggio dal vostro Marco Gendoso qui per commentare la 7ª giornata di eccellenza. Deve scendere in campo Don Carlo Misilmeri e Partinico Audace. Le scelte invece di mister Napoli sono abbastanza semplici, con Gomez e Tripoli lì davanti. Inizia anche la sfida con il primo lato toccato da Secum dalle parti di Barbara. Va Secum, alza la palla direttamente però tra le braccia di Di Salvo. Aggio, Marino prova ad aiutarlo, Mendola, buon pallone verso Ricciolli che veloce lo può prendere. Ricciolli punta, l'uomo lo salta, Ricciolli tira rigore, casca giù ed è calcio di rigore per Don Carlo Misilmeri. Ma che giocata di Ricciolli qui, vista la chiarissima occasione da gol. Va Capitan Cerniglia che calcia con il destro e la sblocca. Cerniglia spiazza il portiere ed esulta con i compagni in sulla bandierina e fa il gol dell'1-0. Effettivamente riesce. Va Ricciolli in mezzo, Costantino, palla rimane lì, poi fallo in attacco. Tale Costantino rimane invece giù, Romano, ma anche la Vardera, cross dentro, deviazione! E poi il gol! E l'esultanza di Luigi Mendola, lo dicevamo, non aveva toccato tanti palloni, non era riuscito ancora a sbloccarsi in campionato e lo fa adesso quasi per smentirci ed è 2-0. Rete di Capitan Cerniglia e poi Mendola, 2 centrocampisti in gol, Tripoli punta, poi scarica verso la Vardella, mette ancora dentro Tripoli! Ma questo è un gol bellissimo perché segue il movimento e fa il tris. 3-0, gol meraviglioso con un'azione corale di squadra. Miceli non la tocca, anzi la tocca Sipulizzi ma male. Poi la giocata di Ricciolli sulla velocità più veloce, lo salta Ricciolli, attacca la porta, poi cambia con l'esterno per Radungia che può calciare, la contro la mano, poi calcia! E poi direttamente tra le braccia del portiere. Ma che giocata di Ricciolli qui, che poteva attaccare la porta ma ha deciso di servire il compagno con questo esterno incredibile. Cenia sul punto di battuta. Va col mancino! E palla che esce non di molto. Una buonissima conclusione. Il numero 8 adesso Ricciolli se punta come sempre la difesa con la sua velocità, doppio passo, va sul fondo, cross dentro, perfetto. Poi rimane lì il pallone per Pellegrino che calcia, la traversa e gol! Come l'ha presa Pellegrino da quinto a quinto. Ancora una volta azione superlativa del Seto Ricciolli e poi Pellegrino realizza ancora una volta il gol, questa volta del poker. Prende Costantino, poi Di Salvo alza un po' la voce con i compagni, non è contento. Poi Ricciolli recupera l'ennesimo pallone, poi supera in velocità il suo avversario. Radungia può correre, vede ancora il 77 con Ricciolli, se crossa dentro lo fa, adesso cross perfetto per Sheriff che si era anche coordinato in maniera corretta. Però quanti cross corretti ha fatto quest'oggi Ricciolli, che Muzzo ancora una volta fa una chiusura super, primo tempo forse non perfetto del 16, soltanto sufficiente, adesso invece ha decisamente alzato la votazione e poi va bene così perché dopo 3 minuti di recupero vince il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 4-0 contro il Partinico Audace e vola in classifica a quota 15. Rientriamo dopo il poker della Don Carlo Misilmeri. Scherzavamo a telecamere spente, a microfoni spenti con Peppe Vigneri. È stata la sua squadra l'ultima non solo a non perdere ma l'ultima a segnare alla Don Carlo sia in campionato che in coppa, in entrambi i casi con Peppe Fazio.
strani scherzi e incroci. Tra l'altro Misilmeri domenica a Castellammare non sarà facile, perché il Castellammare non vince da 3 partite, vorrà tornare a fare punti. Ma saltiamo dal centro-ovest al centro-est, girone B di eccellenza, andiamo a leggere la classifica, perché c'è stata una grande novità. In testa non sono più 2 le squadre ma una sola, perché il Milazzo di mister Bognanni 7 su 7, 21 punti. Il Modica ha perso allo stadio Ciro Vasi di Gliaca di Piraino contro la Nebros ed è seconda a quota 18, poi proseguendo Vittoria a 16, Avola 14, Avola che si è visto riassegnare, a mio parere giustamente, la vittoria nella partita contro lo Ionica, che era stata messa sub iudice per via dei presunti fatti di razzismo. 12 punti per Atletico Catania e Nebros, 11 punti Aci Sant'Antonio, 10 Leonfortese, 7 Gioiosa, 6 Ionica e Sport Club Palazzolo, 5 punti Leonzio, Rosmarino e Real Siracusa Belvedere. Ieri Rosmarino prima vittoria storica in eccellenza, 2 punti invece per Mazzarrone e Mister Bianco. Salvo, facciamo un saltino in eccellenza, partiamo dal girone A. Sì, in promozione. Ho detto eccellenza? Sì, in promozione, insomma, in promozione continua la corsa del Regina Mundi girone A. Io chiedo sempre a Salvuccio di mandare la classifica, perché comunque sia, seppur di misura, seppur, come si suol dire sempre, è una cosa che mi piace, a capo c'è Muzzicuna, riesce a ottenere 3 punti. Non dire cortomuso, perché non, cortomuso non si usa. Non si a noi funziona così. Da noi funziona così, riesce a vincere 1-0 e a mantenere quella che è la vetta della classifica regionale A. A me piace anche sottolineare la prima vittoria in campionato da parte di mister Pagano, che è tornato in sella alla guida appunto dell'Aspa, è andato a vincere a Fulgatore una partita per nulla semplice, 3-1, grazie anche alla doppietta di Monti, e quindi è riuscito a diciamo esordire nel miglior modo possibile alla guida dell'Aspra, così come ha vinto, visto che ci ha scritto poc'anzi nei commenti Mauro Cagliano, ha vinto lo Sport Palermo 4-2. Leggiamo la classifica: Regina Mundi 19, Bagheria 18, perché chiaramente questo è il duello che tutti si aspettano e che si sta confermando. Cus Palermo 15, Montelepre 13, Sport Palermo di Mauro Gagliano, comunque sia il mister Scalia, 11. Aspra è salito a 9 insieme al un punto in più del Bagheria, 90-0-11, 2 squadre a 7 punti, Progetto e Alcamo, 3-6 Fulgatore, Renzolo Piccolo, Margaritese, 1-5 che è il Valderice, e chiude a 4 punti il Mazzara. Io non so, mister, se tu segui anche la promozione, penso che anche per affetto nei confronti di quelli che sono molti tuoi colleghi che stanno facendo la categoria, ti volevo chiedere appunto un parere su quello che è il duello in Verdi, è più o meno come Atletico Palermo Gela, c'è sto Regina Mundi Bagheria. Parlami un po' di questo duello e se c'è secondo te anche una sorta di terzo incomodo, qualche altra squadra che potrebbe inserirsi. Sì, allora rispetto al duello tra Regina Mundi e Bagheria, ecco, stavolta non riesco a sbilanciarmi, perché secondo me sono davvero 2 compagini molto forti, e rispetto a nessuna delle due rispetto all'altra al momento, anche perché chiaramente insomma mentre il campionato d'eccellenza lo vivo e ho affrontato entrambe le prime 2 della classifica, qui ho soltanto visto highlights o comunque partite, e quindi non ho avuto contezza personalmente, però mi sembra che fino alla fine saranno loro 2, anche se una menzione, tu hai fatto una domanda, hai detto chi potrà eventualmente inserirsi. Io credo che il Montelepre del duo, insomma, in panchina mister Peppe Guida e il direttore sportivo mister Gatto, potrebbe essere una squadra che alla lunga, non so se per la vittoria finale, perché naturalmente ecco, non è stata probabilmente costruita per quello la squadra, però potrà dire la sua e si potranno togliere tante soddisfazioni. Ho tanta stima per il mister Guida, sono convinto che lui è il valore aggiunto di questa squadra, che sta facendo infatti bene. Quindi sintetizzando dico che il duello si trascinerà fino alla fine, ma occhio a questo Montelepre, perché secondo me potrà essere davvero una sorpresa per questo campionato. Io avevo una curiosità, perché tu la scorsa settimana, ma come tanti, anch'io personalmente l'ho fatto personalmente, poi
tra altre cose il mister ha rilasciato un'intervista per Sportisity, ti sei sbilanciato sulla situazione Mineo-Aspra, per carità siamo molto contenti del debutto di mister Pagano, l'abbiamo avuto qui in studio l'ho avuto 3 settimane fa in studio. Mi soffermo in particolare su alcune parole che ha speso Marco Mineo, che principalmente, prima ancora che allenatore, è un amico, penso, di tutti e tre. Non so se Salvo Geraci si vuole unire al gruppo degli amici di Marco Mineo. Mi ha un po' intristito la parte in cui ha parlato, no, di quanto alla fine i giocatori possano essere quasi artefici del destino dell'allenatore, sia per le prestazioni in campo ma anche per altre situazioni. Ti voglio chiedere in particolare quanto è difficile per un allenatore, quando magari vede, non so se ti è mai capitato, spero di no, di avere magari dei giocatori che non sono perfettamente connessi col tuo credo calcistico, con la tua applicazione tecnico-tattica, nervosa, mentale, muscolare sulla squadra, quanto è difficile portare avanti un lavoro quando magari percepisci che non c'è, che tu e alcuni giocatori, tutto il gruppo, anche solo un giocatore, non è nella stessa lunghezza d'onda con te. Eh sì, bella domanda, questa è una bella domanda. Intanto appunto dispiace per Marco, anche perché il valore dell'uomo e dell'allenatore non è in discussione, quindi è chiaro che se ha compiuto questa scelta ha i suoi buoni motivi. Credo sia la parte più complicata del nostro lavoro questo, perché nel momento in cui tu non riesci a entrare nelle viscere dei calciatori per un motivo o per un altro, capisci che quel lavoro non può andare avanti. Io ad esempio, permettetevi proprio l'esempio personale, io in questo momento, nella consapevolezza di quella che è la nostra situazione, ho profonda fede nel fatto che riusciremo a tirarci fuori, proprio perché vedo i ragazzi che sono disponibili al 101% rispetto alla mia proposta. Ma se mai dovessi notare che, ecco, questa disponibilità o comunque questa comunicazione, questa interazione tra quello che io propongo e il loro feedback, la loro risposta dovesse venire meno o non dovesse essere soddisfacente per quello che io voglio, ecco, lì anche io penserei a fare un passo indietro. Quindi capisco avrà preso atto appunto di una situazione che non gli permetteva di poter andare avanti nel lavoro, e da signore qual è ovviamente ha fatto un passo indietro. Credo che molto spesso ci voglia più coraggio ad andarsene che a continuare, e ripeto, se io adesso sono ancora in sella, oltre alla pazienza della società che mi sta assolutamente mostrando fiducia e mi sta dando la possibilità di lavorare, e anche perché io stesso riscontro nella squadra questa voglia di continuare insieme e di lavorare insieme sulla scia di quella che è la mia proposta. Ma se mai domani dovessi percepire che non è più così, io farei lo stesso rispetto a quello che ha fatto Marco. Sono d'accordo al 200%. Tra l'altro Marco, che si è dimesso, comunque sia dopo appunto aver perso la partita contro il Montelepre di Guida e di Gatto, che sono quelli che tu poc'anzi hai menzionato come una squadra comunque sia che potrebbe sorprendere. A proposito, che secondo me può far parte del tuo discorso, Peppe, ne parlavamo pure poc'anzi prima di entrare in onda, c'entra il mercato. C'entra il mercato perché vuoi o non vuoi, e questa è una cosa che fortunatamente quest'anno, cioè già l'anno scorso un pochettino mi ha colpito, perché era il primo anno con questi nuovi contratti, il primo anno con la rescissione, che forse siamo stati noi ai tempi l'anno scorso a inaugurare questa cosa con la rescissione con Claudio Velardi. Adesso è una pratica che praticamente si fa di continuo, non è una cosa, prima si aspettava il mercato per dire poi ci pensiamo a dicembre, invece ora con questa cosa della rescissione è possibile stravolgere una squadra sia in entrata che in uscita praticamente sempre, non c'è un limite al mercato, e questo danneggia anche una squadra. Per esempio tu facevi l'esempio di Caronia, che a campionato in corso ha lasciato lo Sciacca e è andato subito a Gera. Dico, parliamo di due formazioni di medio-alta classifica o altissima classifica, quindi non è una cosa che capita solo me ne vado da una squadra che sta facendo male e vado in una squadra che sta facendo bene, e a prescindere può succedere a tutti. Quindi volevo capire
quanto questo influisce nella scelta anche di un progetto di una squadra, anche di un allenatore, diciamo nelle sorti di un allenatore, nel continuare o meno in una squadra, perché chiaro che Galfani in questo caso è stato penalizzato, così come potresti essere penalizzato tu se dovessi un giocatore scegliere. Io diciamo non voglio fare degli esempi, ma anche tu in qualche maniera sei stato, se non ufficialmente o quasi, penalizzato da una situazione simile. Sì, allora sì, noi effettivamente abbiamo subito un po' questa distorsione della disciplina attuale, perché comunque con un calciatore c'è stata proprio una firma e rescissione pressoché simultanea, per carità, però lo abbiamo patito. Io credo e spero che i nostri rappresentanti politici, intendo dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, si battano per trovare un accorgimento a quello che per carità è un regime giuridico sacrosanto, perché ogni contratto consensualmente si può rescindere, quindi sotto questo profilo non ho nulla da dire, però è chiaro che questa è una distorsione, perché in qualsiasi momento nell'arco dell'anno calcistico chiunque, per svariati motivi che possono essere economici, possono essere logistici, possono essere di qualsiasi tipo, appunto, può decidere di rescindere il contratto. Chiaramente la società che si vede formulata una richiesta del genere da parte di un calciatore può soltanto imboccare due strade: o acconsente, appunto indebolendosi o comunque perdendo un pezzo, oppure fa muro, ma significa dover pagare un giocatore che fondamentalmente non vuole più stare in quella squadra. Quindi le società sono anche un po', diciamo, sotto scacco in una situazione del genere, per cui io troverei un accorgimento, si dovrà trovare, perché va migliorata questa situazione, va allineata, e soprattutto un calciatore quando firma un contratto deve avere anche la responsabilità dell'impegno che assume, perché altrimenti comincia veramente, può esserci una vera e propria deriva. A un certo punto chiunque può firmare in qualsiasi momento, consapevole del fatto che se tra un mese non gli sta più bene per uno dei qualsiasi motivi che abbiamo citato prima, può andare via. Ecco, io credo che questo non debba essere permesso. Quando si comunque prende un impegno, bisogna poi avere la consapevolezza che almeno fino a un dato termine quell'impegno deve essere onorato al massimo. Io tornerei a come era prima, insomma, quindi fino a una decina di giorni dopo settembre sicuramente ancora la possibilità del trasferimento, poi soltanto gli svincolati fino a dicembre, dove poi nella finestra invece appunto di mercato invernale sia possibile fare di tutto. Ma in questo momento io la trovo davvero spero appunto che ci sia una battaglia da parte della nostra categoria, anche perché per noi allenatori è anche complicato, nel senso che tu magari progetti la squadra facendo affidamento su 2 o 3 calciatori cardine di quella, la classica spina dorsale, no? Magari poi ti vengono meno 2 calciatori che compongono la spina dorsale, devi ricominciare quasi tutto da capo. Quindi non è una situazione che noi allenatori possiamo tollerare senza quantomeno recriminare. Poi magari dovremo, come capita per tante altre cose, dovremo accettarla e prenderne atto e metterci il cuore in pace, però finché possiamo credo che dobbiamo far rilevare questa anomalia. D'accordo, anche se stesse cambiando, non lo so, una magliettina, un paio di pantaloni. Fastidioso, molto, molto fastidioso, anche per le società oltre che per gli allenatori. Assolutamente sì, io facevo l'esempio di Velardi lo scorso anno. È stato, diciamo, un problema che penalizza un po' tutti, magari favorisce solamente appunto la squadra che prende il giocatore in questione e il giocatore stesso, chiaramente. C'è una domanda da parte di Roberto Terranova nei confronti di mister Vignani. Intanto Rocco Trentalange, che seguiamo molto appassionatamente, ci saluta da Sciacca. Buonasera da Sciacca, occhio allo Sciacca, ci scrive Rocco, e chiaramente si
diciamo, siamo una squadra che seguiamo, è una squadra che seguiamo molto attentamente. Domenica c'è Gela Athletic Palermo, fate diretta, scrive Davide Verderame. Non ne siamo ancora a conoscenza. Dovesse accadere sicuramente ve ne renderemo conto. Davide, facci da sponsor, proponilo. Prima quindi di andare a vedere tutti gli altri gironi di promozione, come piace fare Francesco, questa classica carrellata, Gambino, dice Roberto Terranova, è un profilo interessante e dove può migliorare ancora? Sì, Salvatore quest'anno anche lui avevamo cercato all'inizio, poi siamo riusciti ad averlo, insomma. Molto tempranti dal punto di vista emotivo e caratteriale, ma appunto lui abbina questa capacità di tenere bene il campo con la sua tecnica. Probabilmente deve migliorare un pochino in fase realizzativa, perché quando c'è da concludere in porta a volte è ancora troppo morbido, però insomma ha talmente tanti ampi margini di miglioramento anche in virtù della sua giovanissima età, che certamente sarà un calciatore di cui sentiremo parlare anche in categorie superiori nei prossimi anni. Allora, me li hai chiamati e allora lì, come rispolvere un vecchio tormentone, finalmente sono arrivati. Esatto. I gironi erano altre cose. Erano altri tempi anche. Tempi di Covid, lo esatto. Partiamo dal girone B, perché come è successo anche nel girone B di eccellenza non ci sono più, in quel caso era da 2 a una capolista, in questo caso da 1 a 3 capolista, perché la Messana è stata agganciata in vetta da Città di Villafranca e Città di Mistretta, e il San Fratello Acquedolcese è un punto sotto, quindi 17 per il trio di testa, 16 per il San Fratello Acquedolcese, 13 punti per Promende e Orlandina, 10 punti per il Monforte San Giorgio, 9 per la Sant'Angiolese, 7 per il Valdinisi, 5 per Città di Calate e Nuova Rinascita, 4 per Atletico Messina e Aluntina. Chiude la Polisportiva Sant'Alessio con un solo punto. Girone C, lo recupero anch'io, eccolo qua. Polisportiva Nicosia 15 punti, Aragona e Giarre 13, Camarat 12, ma il Camarat dovrà riprendere la partita sospesa ieri contro il Calcio Santa Manerina, infortunio all'arbitro, e quindi si riprenderà dal secondo tempo. A 9 punti c'è il Villarosa San Sebastiano, 8 punti Riposto, Calcio Santa Venerina, Santa Domenica Vittoria e Gemini, 7 punti Belpasso, 6 punti Serra di Falco, 3 punti Casteltermini, 0 punti ancora fermo al palo il San Pietro Calcio. Chiudiamo col girone D, dove c'è il Niscemi, unica squadra siciliana insieme al Vittoria a punteggio pieno dopo le prime 7 giornate, 21 su 21, a 16 punti Atletico Megara e Pro Ragusa, a 14 punti Noto Calcio, a 13 punti Priolo Gargallo e Vigor Gela, 10 punti per il Santa Croce, 7 punti per il Città di Canicattini, 5 punti per Aci Bonaccorsi e Aci Catena insieme al Frigintini, 4 punti per Ace Galatea e Giminica Scordia, 3 punti per lo Scicli e, caro il mio Salvo Geraci, anche qui, anche questa settimana c'è il caso giudice sportivo. Perché? Nella partita tra Priolo e Ace Galatea c'è stata la sospensione della partita per maltempo, dopo un quarto d'ora la partita verrà ripresa al 15°, e c'erano alcuni giocatori che dovevano scontare una squalifica nello Scicli. Scusami, credo nel Priolo o nello Scicli, adesso non ricordo. Okay. Sabato si è giocata a Scicli-Priolo, finita 0-4, e c'è stata una contestazione perché alcuni giocatori che non hanno terminato la partita contro la Galatea dovevano ancora scontare la squalifica, secondo la squadra che ha fatto ricorso. Che ha perso, il problema è che il regolamento dice che se c'è una partita sospesa la squalifica viene scontata sulla prosecuzione, e quindi lo 0-4 almeno a norma di regolamento dovrebbe essere confermato. Però dico, a memoria io non ricordo tutti questi ricorsi in queste prime giornate, cioè tra vari gironi, promozione eccellenza, tante partite sono state, non dico decise a tavolino, ma dico il Marineo, il Casteldaccia, il Gea, cioè tanti hanno provato, alcuni ci sono riusciti, quindi
diciamo, e questa è dimostrazione che le segreterie funzionano. Posso fare una battuta, Sì. visto che è qui presente mister Vigneri e visto che è parte in causa in una delle partite, diciamo che qualcuno certe volte tende a tirare la corda. Sì. Una battuta, ovviamente La non ce ne Gaetano vogliano La da Gaetano Casteldaccia. No, ci mancherebbe. E io tra l'altro, ecco, approfitto di questo spunto soltanto per dire che poi il giorno in cui insomma, è arrivata la sentenza che ha in qualche modo la decisione del giudice sportivo che ha confermato il risultato sul campo, ho scritto anche qualcosa, ma io non volevo veramente fare polemica. Mi era soltanto dispiaciuto che due società così comunque serie, perché io conosco la mia ma conosco anche il Casteldaccia, insomma in diversi componenti già dall'anno scorso, ecco, si sia creato questo equivoco, perché poi alla fine era un equivoco. Insomma, mi è dispiaciuto pensare, cioè prendere atto del fatto che una società come il Casteldaccia abbia potuto pensare che si decide di mandare in campo un calciatore che non è tesserato, perché comunque finché si tratta di una squalifica che può sfuggire a anche una squalifica magari datata nel tempo, può anche sfuggire a chi fa determinati controlli, però insomma un calciatore, se ce l'hai tesserato o meno tu lo vedi, e se mai non dovesse essere un tesseramento del tutto ratificato, credo che nessuno abbia mai in mente di rischiare e mandarlo in campo. Quindi capisco che comunque loro, per avere inoltrato questo ricorso, avranno anche avuto, come dire, i loro presupposti, però ecco, sarebbe stato probabilmente anche più carino e più opportuno evitare, perché poi si creano anche delle, come dire, delle tensioni alla fine inutili. Quindi ecco, approfitto anche di questo per dire che chiaramente da parte mia non c'è assolutamente nessun tipo di polemica nei confronti del Casteldaccia, che resta una società che stimo, anzi, come avete sentito un po' tutti poco fa, l'ho anche nominata come una di quelle che certamente da qui alla fine si tirerà fuori dai guai. Però ecco, forse dovremmo provare un po' tutti a essere meno esasperati e a vivere quello che accade poi sul campo come quello che è, come ciò che va accettato e basta. È chiaro, ripeto, che se ci sono delle irregolarità palesi o assolutamente, diciamo, incontrovertibili, abbiamo gli strumenti giuridici per poter rimediare. Però ecco, quando si tratta di qualche cosa che era così un po' nel dubbio, o comunque il classico ci proviamo, perché insomma lo possiamo dire, di questo si è trattato, probabilmente in questo caso sarebbe stato un po' più ecco, elegante evitare. Però ripeto, nulla assolutamente di personale o di insomma di risentito nei confronti del Casteldaccia, che per me resta una società per bene, seria, capace, e lo sta dimostrando comunque anche con quello che sta facendo da diversi anni in eccellenza, compreso quest'anno. Chiarissimo, il tuo messaggio l'abbiamo pure diciamo, detto settimana scorsa quando abbiamo letto la sentenza che il buon Salvo Geraci a video ha mandato con lo screen sia della sentenza di giudice sportivo che poi del vostro commento sulla pagina Facebook. Non so se intanto Davide Verderame ci chiede, ci fa una domanda alla quale già abbiamo risposto qualche minuto fa, quindi ti esorto ad andare dietro un po' nella registrazione, la prima parte in cui appunto abbiamo chiesto la medesima domanda che tu stesso stai ponendo, quindi non ti spoilerò la risposta di mister Vigneri. Ci chiedeva chi vede favorita tra Athletic Palermo, Gela e Sciacca, insomma ha fatto il mister la sua disamina. Non so se Francesco ha altre domande. Giuseppe, io ti volevo chiedere un'ultimissima cosa, perché tu hai detto mi piacerebbe lavorare non in un contesto, attenzione, no, nel senso vorrei misurarmi, ecco, in un contesto dove un domani, magari tra qualche anno, facendo un po' di esperienza, posso allenare gente che fa questo di lavoro, nel senso il calciatore. Sono poche le società che possono godere di questa, diciamo, possibilità. Athletic Palermo chiaramente sono tutti giocatori che fanno questo, il Gela idem, anche il Piana, parlando con Filippo l'altra volta, dice io ho la squadra a disposizione, mi alleno alle 3, alle 4, alle 2 la mattina e pomeriggio faccio la rifinitura, doppio allenamento, dico nessuno gli vieta niente. Io voglio chiedere, ed è quella la domanda, diciamo, dell'allenatore dilettante, quanto è difficile
e quanti compromessi ci sono nel dover allenare una squadra che non fa questo per lavoro, ma lo fa come hobby, come passatempo, come secondo lavoro, perché alla fine vengono tutti più o meno rimborsati. Quindi quanto è difficile dire di no o dire di sì a denti stretti, insomma, qual è il lavoro psicologico che tu fai con i tuoi ragazzi e con la società? Sì, allora già dall'anno scorso questo tipo di lavoro da parte mia è stato fatto, perché comunque anche l'anno scorso il Marineo è una società dove chiaramente tanti magari al mattino lavorano e di pomeriggio appunto si vengono ad allenare. È una parte molto, molto difficile da gestire, una componente, quella della gestione del calciatore lavoratore, complicata, perché come dici tu, innanzitutto ti trovi a non poter pianificare il lavoro per come vorresti durante la settimana, perché magari hai la possibilità di fare soltanto 4 allenamenti e non 5, perché non puoi svolgere i doppi, perché sei vincolato negli orari e quindi ti puoi allenare soltanto, non so, dopo il tardo pomeriggio o nel primissimo pomeriggio, ma sapendo che devi finire entro una certa ora. In concreto può capitare anche che il 2 o 3 calciatori di turno ti dicano: mister, oggi io non posso, e chiaramente di fronte al lavoro nessuno credo che possa mai obiettare nulla. Quindi è una parte complicata. Quello che dicevo prima, sì, a telecamere spente, insomma, innanzitutto io sono molto contento e voglio precisare che io vengo veramente dal nulla. Ho iniziato mettendo i cinesini al CEI, che era la società dove avevo fatto, insomma, la scuola calcio dove avevo da piccolino calcato un po' il campo, e quindi per me allenare in eccellenza è già qualcosa che veramente 20 anni fa, quando ho iniziato, sognavo, per cui io sono già felice di far parte di questo mondo. Però è vero, probabilmente dentro di me, ecco, c'è anche l'ambizione un domani di poter avere la possibilità di misurarmi con una realtà che mi dia l'opportunità di poter fare l'allenatore a 360 gradi, quindi di poter allenare una squadra che sia soltanto una squadra di calcio. E chiaramente le realtà in questo senso sono davvero poche, credo tra girone A e girone B si continua veramente sulle dita di una mano, o al massimo di 2, ma sono pochissime. Chiaramente un domani, ecco, questa velleità c'è, ma credo che ogni allenatore, insomma, che abbia un minimo di ambizione voglia riuscire ad avere sempre più una situazione professionale. Però, ecco, questo lo voglio precisare, noi all'Ascari Cefalù, nei limiti appunto di quelli che sono, di quello che è il contesto di una società che si avvale anche di calciatori impegnati nel proprio lavoro, riusciamo a essere professionali al massimo, perché comunque siamo riusciti a trovare dei compromessi che ci permettono di avere un orario di allenamento assolutamente accettabile, di avere una presenza pressoché costante agli allenamenti dei nostri calciatori, e di avere un'organizzazione tale per cui, ecco, il minimo sindacale è assolutamente, se non anche oltre, è assolutamente garantito. Io di così non possiamo chiudere. No, infatti, diciamo l'epilogo migliore del rapporto squadra, allenatore, società in un calcio dilettantistico, che deve fare conti anche con questo, soprattutto con questo, oserei dire. Niente, Francesco, per quanto riguarda questa serata è davvero tutto. Io ringrazio in primis Peppe Vigneri e gli auguro il meglio per la partita di domenica. Dico, facciano gli scongiuri tutti, l'Ascari e anche Piana, perché lo calcio porta bene, quindi non ti puoi toccare, forse sei a mezzo busto, quindi forse ce la fai a fare gli scongiuri dovuti. Quindi insomma io mi auguro nel bene di tutte le persone che hanno fatto parte di questo salotto e ne faranno ancora parte, perché Chinnici l'avevamo avuto settimana scorsa e aveva vinto la settimana precedente, e quella successiva alla fine
è una mezza vittoria per come si è portata, per come è finita, visto che perdeva 2-0 e poi è riuscita a pareggiarla. Questa settimana probabilmente slitteremo per impegni professionali del nostro buon Francesco, ma in qualche modo vi continueremo a tenere aggiornati. Un ringraziamento a Salvuccio in regia. Poi Francesco non ti sente, quindi lo ringrazi, lo mandi a quel paese che ha fatto il pollice, quindi ha apprezzato. E niente, ringrazio anch'io mister Vigneti, ti abbiamo rincorso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ad averti con noi. Sì, è stato insomma un piacere davvero. Io approfitto veramente, vi rubo 10 secondi perché vi voglio fare i complimenti pubblicamente. Ci sono tantissime trasmissioni, tantissime insomma proposte, però quella vostra è certamente quella che probabilmente raggiunge il livello massimo di professionalità e anche di contenuti. E noi ovviamente ringraziamo mister Peppe Vigneti. Dopo questa gli auguriamo di salvarsi, vincere il campionato. Siamo l'Athletic Palermo mi sembra giusto. Scherzi a parte, ringraziamo chi ci ha seguito. L'appuntamento per la settimana prossima vi sveleremo bene che giorno e a che ora, ma probabilmente, anzi il 99% non sarà lunedì. Grazie a chi ci ha seguito anche su YouTube oltre che su Facebook. Buonanotte a tutti. Ora aggiustiamo anche l'orologio perché segna le 11:05, ma non sono le 11:05, sono le 10:05. Grazie a tutti per averci seguito, buonanotte, alla prossima. Ciao.